Mentre aumenta la frequenza di jet privati e aerotaxi in atterraggio al Marco Polo, imbarcazioni di lusso gettano gli ormeggi in laguna come il mega yacht da 122 metri del miliardario americano Shahid Khan. Sono le avanguardie di aria e di mare dei circa 200 ospiti invitati alle nozze di Jeff Bezos e Lauren Sanchez, un esercito di celebrità protagonista di 3 giorni di festeggiamenti dal 26 al 28 giugno che sono diventati un caso internazionale. La presenza di ospiti come Ivanka e Donald Trump Jr. innanzitutto costituiscono motivo di particolari precauzioni in ottica di sicurezza e in prefettura il Comitato Provinciale dell'Ordine Pubblico ha fatto il punto della situazione con i responsabili di tutte le forze dell'ordine. Oltre alle manifestazioni di dissenso locale, preoccupa l'aggravarsi delle tensioni internazionali dopo il bombardamento americano in Iran. Bezos mi risulta che faccia questo matrimonio che costerà dagli ultimi conti che ho visto fare 40-48 milioni, ma porterà anche una visibilità, una promozione del nostro contesto, che è una promozione internazionale. Qualcuno si è preso la briga di dire che vale circa 2 miliardi e mezzo, vale più di 5 Super Bowl americani. A questo punto sorge spontanea, diceva quel signore la domanda, ma a che pro, visto considerato che Venezia è piena di turisti? È pro che comunque è una comunicazione internazionale, ma soprattutto ricordiamoci che anche quello che è la promozione è una promozione che io spero intercetti ad esempio molta filantropia a livello internazionale. Non tutti la vedono così. Alleanza Verdi Sinistra e Movimento 5 Stelle hanno chiesto un'informativa al ministro degli Interni Matteo Piantedosi su un robusto apparato di sicurezza che dovrebbe blindare Venezia durante i festeggiamenti. Ricordando che Amazon è sottoposta ad indagini per sfruttamento dei lavoratori, Angelo Bonelli ha parlato di una città comprata per 3 giorni in una sorta di celebrazione sfrenata del lusso. Secondo Fratelli d'Italia, invece, Piantedosi non dovrebbe riferire in aula su questo argomento perché il ministro dell'Interno non è un organizzatore di matrimoni e ogni giorno ci sono manifestazioni che bloccano strade e attività economiche senza che nessuno chieda informative urgenti alla Camera. A continuare così, immagino che qualche altro VIP che vede tutta sta scena dirà, visto che dobbiamo sposarci, dobbiamo fare i 18 anni della figlia o del figlio, sto giro andiamo a Saint-Tropez, andremo a Parigi, andremo da qualche altra parte, a Monte Carlo. A me non sembra una bella soluzione questa. Di certo non abbiamo incentivato i futuri eventi, così li deprimiamo. Dopo le azioni degli ultimi giorni, sabato sono annunciate non una ma 4 manifestazioni, o meglio 4 presidi via acqua e via terra, con musica e interventi e allestimenti organizzati dal collettivo veneziano No Space for Bezos sul ponte Nicolò Pasqualigo in Strada Nova, nelle fondamenta Santa Caterina, della Misericordia e dell'Abbazia. I partecipanti sono consigliati di portare gonfiabili, strumenti musicali e in caso costume da bagno con maschera e boccaglio.